Sportivi siciliani ben ritrovati con il consueto appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dello sport dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D e come al solito sino al campionato di prima categoria e da quest'anno con una bella finestra dedicata anche al calcio a 5. La puntata che va in onda in diretta ogni domenica a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23, in replica anche nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Puntata ricchissima, tantissimi ospiti. Oggi chiudiamo l'anno 2013, anche se la prossima settimana saremo ancora in onda con una puntata speciale dedicata interamente al calcio giovanile. Un saluto subito alla prima penaltina di turno qui all'interno della nostra trasmissione, Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera. Ben trovata, ti prepari, vedo al Natale, Sì, c'hai sì, anche sì. addirittura il cappellino, quindi è di buon auspicio. Saluto in postazione naturalmente anche Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quest'anno non sono riuscito a farti mettere il cappellino per Natale. Però Che è tecnicamente impossibile. è tecnicamente impossibile. Mentre per quanto riguarda i nostri ospiti diamo il benvenuto a Lucio Tosto, allenatore dell'ACI Sant'Antonio, prima categoria, però insomma lui di grande esperienza dall'interregionale in poi, quest'anno quasi una pausa di riflessione, anche se poi è un campionato difficile, ne parleremo, è un campionato che ti impegna notevolmente ed è molto interessante perché ci sono molte squadre attrezzate. Buonasera Ettore, intanto buonasera a tutti. Sì, è un campionato un po' così, che parte con i fari spenti, i riflettori abbassati, perché è un Poi campionato invece minore, però annovera dei giocatori importantissimi. Io nella mia squadra ho gente che ha fatto la Serie C come Femiano, un portiere importante come Silvestri, ma anche nelle altre squadre, nel Milo c'è un portiere che ho avuto io, San Filippo, anche in Serie D, ne parlavamo poco Insomma, fa. sarà un campionato importantissimo. Però c'è una piccola pecca che il fattore esterno c'è perché gli arbitri non sono coadiuvati dai d'altra collaboratori, parte, prima quindi categoria, qualche non ci sono i volta guardianini, succede quindi qualcosa. le difficoltà sono notevoli. Salutiamo anche mister Aldo Musumeci, attualmente in panchina in attesa però. Va benissimo. Aldo tra l'altro già l'anno scorso insomma, faceva parte della redazione di Penalty, i suoi suggerimenti e i suoi sondaggi sono insomma, stati anche dei riferimenti importanti per i campionati che trattiamo puntualmente ogni settimana all'interno della nostra trasmissione. Trasmissione che parte subito con il campionato di Serie D, i risultati e la classifica di questo girone quasi siciliano, perché sono pochissime le squadre siciliane. Risultati e poi appunto, come ho detto poc'anzi, la classifica. Agregas Noto 7-0, Battipagliese Orlandina 2-1, Città di Messina Savoia 3-3, Comprensorio Montalto Interreggio 2-0, Due Torri Pomigliano 0-0, Licata Cavese 0-5, Nuova Gioiese Agropoli 1-2, Ragusa Vibonese 0-2, Rende Torrecuso 1-1. In classifica con questo pareggio il Savoia dà modo alla squadra di Rigoli di insomma, accorciare la distanza dal primo posto. Abbiamo sempre il Savoia in testa, ma appunto a seguire la squadra dell'Agragas è riuscita ad accorciare i punti e adesso sono soltanto 3 i punti che la separano dal primo posto in classifica. Ma guardiamo la classifica al completo. Savoia 43 punti, Agregas 40, Nuova Gioiese 32, Torrecuso 30 punti, Cavese 29, Battipagliese 27, Agropoli 26, Comprensorio Montalto 25 punti, Noto e Pomigliano 24 punti, Interreggio 21, Due Torri 19, Città di Messina 15 punti, Rende 11, Vibonese 9 punti, Ragusa 5, Licata chiude la classifica a 4 punti. Sottolineiamo che la Cavese, l'Interreggio e la squadra della Ragusa hanno un punto di penalizzazione, il Licata 3 punti di penalizzazione. E adesso il tabellino del prossimo turno si giocherà giorno 5 gennaio 2014 e sarà la prima giornata di ritorno. Questo è il tabellino: Due Torri Agropoli, Agragas Pomigliano, Rende Cavese, Città di Messina Interreggio, Comprensorio Montalto Noto, Licata Orlandina, Battipagliese Ragusa, Torrecuso Savoia ed infine Nuova Gioiese Vibonese.
Allora, Carmelo, il quadro di questo interregionale sembra abbastanza preciso, nel senso che c'è il Savoia e l'Akragas che sono nelle zone alte. Oggi l'Akragas è riuscito ad accorciare la distanza con la squadra campana, ma è ancora tutto da giocare. Dicevi prima tu, i punti si sono ridotti a 3 e si potevano ridurre anche a 2, perché oggi è incredibile quello che è successo al Celeste di Messina. Il Città di Messina vinceva 3-0, nell'arco dell'ultima mezz'ora la capolista Savoia ha fatto la capolista e ha recuperato un gap che sembrava insormontabile. L'Akragas di Pino Rigoli dal canto suo all'Esseneto ha fatto il suo dovere, travolgendo con una vendemmiata di gol un Noto dove in settimana è successo praticamente di tutto. La società aveva liberato tutti i suoi tesserati, alcuni poi avevano firmato nuovamente. Comunque è andata oggi in campo una formazione rabberciata, però la notizia buona è che comunque le 3 Cenerentole, diciamo siciliane di questo campionato, il Noto, il Licata e il Ragusa, nonostante le infinite difficoltà societarie, hanno tutte e 3, seppure in modo diverso, onorato i rispettivi impegni. Tra l'altro il Licata scongiurando la radiazione. Allora, una battuta la facciamo con i nostri ospiti, iniziamo con mister Aldo Musumeci, questo Noto che alla fine si è di nuovo organizzato, però insomma beccare 7 gol ad Agrigento non è certamente molto bello e adesso bisogna aspettare per cercare di riorganizzarsi bene per salvare questa categoria. Sì, io ho visto diverse volte il Noto quest'anno, era una formazione assolutamente organizzata, aveva elementi come Salese, Sani, assolutamente di spicco. Certo, ora ripartire da zero è un po' complicato, visto che hanno fatto rifirmare alcuni giocatori che erano andati via perché avevano dato lo svincolo a tutti e speriamo bene. Certo, non ha molto senso poi ripartire con una squadra a dicembre completamente nuova, quindi sarà dura, però hanno preso già 24 punti, quindi insomma... 24 punti che possono essere attualmente insomma una certa garanzia, tosto, però bisogna guardarsi alle spalle. Ancora c'è molto da giocare, c'è tutto il girone di ritorno. A me dispiace soltanto per il buon lavoro che stava facendo Giancarlo Betta, che è un ottimo allenatore, un emergente. E ora avranno molti juniores in squadra, quindi voglio dire, fare punti sarà un po' difficile. Questo è un campionato falsato. Sì, Licata e Ragusa che insomma attualmente e ancora ce ne sono sarà, in grande difficoltà. Ancora ce ne saranno altre, ma la cosa che fa falsare questo campionato è il fatto che qualche partita non si presentano, altre si presentano in formazione e quindi questo qua fa in modo di far fare punti a determinate squadre ed altre no. Quindi è un campionato falsato e sta succedendo anche in eccellenza questo. E anche in eccellenza, tra poco ne parliamo di eccellenza, anzi lo facciamo subito perché diamo lettura dei risultati con la classifica, parliamo appunto del campionato di eccellenza, lo facciamo con il girone A e la parola la diamo naturalmente alla nostra splendida Federica. Girone A di eccellenza. Camarat Alcamo 2-0, Marsala San Giovanni Gemini 3-2, Mazzara Parmonval 0-1. Profavara Rocco di Caprileone 1-1, Raffadali Folgore Selinunte 2-0, Riviera Marmi San Cataldese 2-1, Serra di Falco San Sebastiano 3-1, Leonfortese Atletico Campofranco 1-0. Vincono entrambe sia il Camarat che la Leonfortese, pertanto continua questa lotta a 2 al vertice di questo girone A del campionato di eccellenza. In testa comunque abbiamo la squadra del Camarat, a seguire appunto questa Leonfortese di Mirto con 34 punti. Quadro completo però. Camarat 38 punti, Leonfortese 34, Alcamo e Serra di Falco 30 punti, Rocca di Caprileone 24, Parmonval, Marsala e Riviera Marmi 23 punti, Profavara 22, Atletico Campofranco 21 punti, Mazzara 18, San Cataldese 15, San Giovanni Gemini e Raffadali 13 punti, San Sebastiano e Folgore Selinunti chiudono la classifica a 9 punti. Marsala e San Sebastiano hanno anche una partita in meno. Prossimo turno, anche in questo caso parliamo del turno di gennaio, il 5 gennaio 2014 sarà la seconda giornata di ritorno, questo il tabellino. Atletico Campofranco Camarat, San Cataldese Leonfortese, Alcamo Mazzara, Parmonval Profavara, Rocca di Caprileone Raffadali, San Sebastiano Rivera Marmi Custonaci, San Giovanni Gemini Serra di Falco ed infine Folgore Selinunte contro Sport Club Marsala.
Allora Carmelo, sembrerebbe un girone dove Camarat, ma soprattutto Leonfortese, sono lì per giocarsi questo passaggio all'interregionale. Vediamo che il Camarat in testa alla classifica non perde un colpo, oggi ha vinto nuovamente con l'Alcamo, gli tiene testa anche la Leonfortese di Mirto, anch'essa vittoriosa oggi sull'Atletico Campofranco. Nella parte alta della classifica però, Ettore, va sottolineato il balzo al terzo posto della matricola Serra di Falco, che ha sconfitto un San Sebastiano inspiegabilmente ultimo in classifica. Altra matricola, la formazione ennese veniva data tra le possibili rivelazioni, invece resta relegata all'ultimo posto in classifica. Commento anche con i nostri ospiti, questo Camarat, 8 punti rispetto alla terza in classifica sono tanti, con un Alcamo che comunque ha una certa tradizione. Infatti è una blasonata. Io prima di questa partita infatti pensavo che l'Alcamo potesse fare, però ora gli 8 punti sono abbastanza... Sono tanti. Comunque Serra di Falco è una società che ha molte disponibilità economiche e in questo momento sono importanti. Sono importanti e il programma è quello di arrivare in Serie D nel giro di qualche anno, quindi io mi aspetterei anche a livello poi di ripescaggio dopo i playoff. Salutiamo che ci sono sempre i playoff. Infatti. E la Leonfortese, il paradosso del calcio è questo: gli altri anni che ha speso tantissimo, non è andata, cioè si è salvata. Credo che sia stata anche una stagione, quella dell'anno scorso, anche di assestamento. No? Però fino all'anno scorso hanno speso molto di più rispetto a quest'anno, però quest'anno diciamo ottimizzando un po' le risorse sono riusciti a fare meglio. È vero. Aldo, tu come vedi la Leonfortese di Mirto può competere per vincere il girone? Secondo me sì, assolutamente, anche come sottolineava il mister, quest'anno hanno speso di meno, però si ritrovano là sopra. Tra l'altro mi sembra anche molto interessante il campionato anche del Rocca di Caprileone, che è una neopromossa sì. Che doveva lottare per la salvezza e invece si ritrova nei piani alti della classifica, e queste sono assolutamente piacevoli sorprese perché... Sì. Noi tra l'altro l'anno scorso abbiamo parlato con il presidente, insomma c'è grande entusiasmo. Sì, ma poi c'è un grosso movimento anche di organizzazione del settore giovanile, ho contatti con qualcuno di lì, è assolutamente un movimento interessante. Su Rocca non sono completamente d'accordo, perché Rocca invece aveva una squadra secondo me per primeggiare, Addirittura. perché ha preso giocatori che l'anno scorso hanno vinto con l'Orlandina, penso a Zingales, a Cracco, lo stesso Giacomo Bontempo, quindi secondo me al Rocca manca qualche punto, cioè secondo me il Rocca poteva fare qualcosina in più. Come primo anno di eccellenza, venendo dagli spareggi loro comunque puntavano a una salvezza tranquilla, poi il fatto che tu ti ritrovi là sopra è positivo, ben venga assolutamente, però certo ci sono nomi assolutamente importanti. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica in diretta qui su Sesta Rete a partire dalle 19:30 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano. Abbiamo già parlato del campionato interregionale, del girone A di eccellenza e adesso subito risultati e classifica del girone B, appunto del campionato di eccellenza. Città di Rosolini Tiger 0-3. Football Club Cireale San Pio X 0-0. Gimnica Scordia Sporting Viagrande 4-1. Mazzarrata Ormina 0-2. Modica Igea Virtus 2-1. Rometta Città di Vittoria 0-1. San Gregorio Cireale 1946 0-1. Sport Club Siracusa Mister Bianco 5-2. Si divide la coppia di testa della scorsa settimana, vittoria della Tiger e soprattutto pareggio dell'FCA Ciriale nei confronti di una San Pio che comunque ancora continua ad arrancare. Guardiamo la classifica al completo. Tiger 35 punti, Football Club Cireale 33, Taormina 30 punti, Gimnica Scordia 27, Catania San Pio X 26, Igea Virtus e Vittoria 25 punti. Mister Bianco, Modica e Siracusa 23 punti, Via Grande 20, San Gregorio 17, Rometta 15, Rosolini 14 punti, Mazzarrà 9, Acireale 1946 chiude la classifica a 6 punti. Acireale, Modica e Vittoria un punto di penalizzazione. Adesso il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno che, ripeto ancora una volta, si giocherà giorno 5 di gennaio 2014 e sarà la seconda giornata di ritorno. Questi gli incontri.
Igea Virtus Barcellona Città di Rosolini, Mister Bianco FC Aciriale, Tiger Gimca Scordia, Sporting Via Grande Mazzarrà, Aciriale 1946 Modica, Taormina Rometta, San Pio X San Gregorio ed infine Città di Vittoria Sport Club Siracusa. Allora, questo abbinamento di queste due squadre, cioè dell'FC Aciriale con la Tiger, oggi si è diviso. Adesso abbiamo in testa questa Tiger, l'FC Aciriale ha pareggiato con una San Pio che comunque continua a fare pochi punti, soprattutto negli scontri diretti. Diciamo che oggi i riflettori erano, come hai detto tu, erano tutti sul tupparello di Acireale. L'FC Acireale di Ricca dimostra di essere una squadra molto solida, subisce pochissime reti, un altro 0-0 dopo diversi risultati a occhiali in casa, però specie dopo la partenza di Carbonaro che è andato al Siracusa fatica un po' nella fase di realizzazione. Ne approfitta la Tiger Brolo che ha avuto in questo turno un calendario un po' più agevole, con il Rosolini ha vinto in scioltezza, con un Tindaro calabrese che dimostra di essere l'attaccante più forte di questa categoria, mette la freccia a sinistra e effettua il sorpasso. Invece in coda va sottolineata la prima vittoria stagionale dell'Acireale 1946 che ieri ha espugnato il campo di San Gregorio. Tra l'altro la formazione di Germano, l'Acireale di Germano si è molto rinnovata in settimana, ha preso tantissimi giocatori su tutti, ad esempio Gianfranco Criniti che ha esperienza anche nel calcio professionistico. I risultati si sono visti, insomma è arrivata la prima vittoria, la formazione granata torna in corsa per la salvezza, dove tra l'altro la settimana scorsa, forse con un po' in modo avventato, avevamo detto che per la retrocessione diretta i discorsi erano già chiusi con Mazzarra ed Acireale. Questo turno dimostra in fondo che non è così, perché l'Acireale può tornare in corsa, mentre ancora Rometta e Rosolini stanno perdendo qualche colpo. Però mi dai insomma la possibilità di fare la domanda per forza a Lucio Tosto su questo Aciriale 1946. Sembrerebbero che insomma arrivando con dei nuovi acquisti qualcosa può cambiare. Ma il problema non è l'organico, perché i giocatori si trovano. L'Aciriale si salverà se riuscirà a ottemperare tutti gli impegni economici. Quanti ricordi per te, no? Eh sì, io da Aciriale sono andato via dopo 2 vittorie e un pareggio. E quindi Mi sono dimesso dopo 7 punti in 3 partite per altri problemi. Però voglio dire, Aciriale mi farebbe immenso piacere se si salvasse l'Aciriale, perché non può l'Aciriale retrocedere. E secondo me per fare questi acquisti vuol dire che hanno trovato delle risorse e tutto. Quindi c'è ancora tempo. Tempo c'è, con i 3 punti si può recuperare benissimo, anche perché in questo campionato ci sarà qualche squadra che mollerà sicuramente, sempre per problemi economici. E per concludere volevo dire che quest'anno le 2 piacevoli sorprese sono il Taormina e anche lo Scordia, anche lo che è una Scordia, neopromossa, sono una piacevole sorprese. E comunque sia il Siracusa che la San Pio penso che alla fine riusciranno a entrare quantomeno nei playoff. Playoff che a questo punto si prospettano abbastanza intensi, no? Perché attualmente sono i playoff sono sì. FC Aciriale, Taormina, Gimca Scordia e Catania San Pio. La Aciriale, come ha detto bene Carmelo, la Aciriale se la giocherà fino alla fine con la Tiger per il primo posto, sì, perché è una squadra quadrata, come dice lui. Segna poco, ma subisce poco. Ora se non sbaglio ha preso un attaccante importante, ora non mi ricordo il nome, francamente, però ha preso un attaccante importante. Carmelo, tu ci aggiorni, ha preso un attaccante importante? Questo ora lo valuteremo. Lo valuteremo, Insomma, Sì, però, è importante, però la cosa importante nel calcio è che non subisce gol per niente. La San Pio mi sembra distaccata, hanno anche loro investito tantissimo. Sono rinnovate, ma anche là con i 3 punti io penso che alla fine una squadra come la San Pio quantomeno il quinto posto lo dovrà agganciare. Il Siracusa è un po' più attardato, però con l'avvento di Strano, facendo un po' di rivoluzione, ha già fatto qualche vittoria consecutiva, certo, quindi penso che alla fine riuscirà, anche per il blasone che ha il pubblico, dovrà per forza entrare. Invece Aldo, questo Taormina che adesso con 30 punti al terzo posto, addirittura 5 dalla vetta, insomma tra la sorpresa generale De Cento sta facendo miracoli a Taormina. Stanno volando, stanno assolutamente volando. Però potrebbero fare un pensierino? Forse sì, io non li ho visti, però il mister è uno che ha fatto tanti anni questa categoria, quindi però
pensavo questo, che anche questo è un campionato un po' falsato, no? Perché ritrovi il Modica che va a perdere a Via Grande, si presenta in 8 con gli juniores e poi Sì, va a vincere sì. di nuovo perché rifà la squadra, il Vittoria stessi problemi, quindi È diventato ormai però una caratteristica. Sì, però sono ovviamente campionati falsati perché ci sono squadre che lottano per la salvezza e che si ritrovano punti Sì. con squadre che teoricamente, con Certo. cui teoricamente non l'avrebbero mai Ci ha fatto. sorpreso comunque questo San Gregorio che ha perso in casa, Sì, il San Gregorio diciamo che è in fase un poco calante purtroppo, Sì. nel senso che mi sembra che sia la squadra che in qualche modo è partita in maniera chiara, pulita, nel senso che dicendo noi ci vogliamo divertire, che per l'eccellenza insomma è... Già il fatto che si sono iscritti, esatto, la Tolo senza abbiamo avuto rimborsi spese, il quindi, direttore. esatto, Marletta. Quindi mi sembra che loro abbiano fatto il discorso proprio più chiaro, più limpido e vanno avanti. C'era da aspettarselo perché fino a questo momento stavano assolutamente sorprendendo. È vero, è vero. Quindi- Comunque, Ettore, Sì, sempre riguardo a questa giornata, è bugiardo il risultato del De Simone di Siracusa, perché il Siracusa è vero che ha vinto 5-2 col Mister Bianco, ma il Mister Bianco ha veramente giocato una grande partita. È arrivata, si insomma, parla poco di questo Mister Bianco. Si parla poco, però bello, tranquillo, insomma, ha sereno. fatto oggi una partita importante, Eh. tra l'altro ha sbagliato anche un rigore sul 2-2, insomma Chiamaro sta facendo un buon sta, lavoro. sta facendo un lavoro egregio. E poi, per completezza di Sì. informazione, l'attaccante era Cosimo Bruno, l'hanno preso bene. dal città di Messina. Adesso chiaramente con questo calciomercato si mescolano un po' le carte, no? Le squadre si Io non lo rinnovano. so, mister, però Mister Bianco ha dei giocatori importantissimi, Saia in porta mi pare che sia un portiere. Una garanzia. Sì, sì. Poi la coppia centrale, parliamo di Sapienza, Morabito, E Morabito, voglio dire, assolutamente. ci sono tanti altri, quindi voglio dire, ha un organico Però importante. anche davanti, Per la categoria però davanti soprattutto. mister, sono anche loro un po' leggerini. L'anno scorso avevano un certo Nicolosi che quest'anno è da Cereale, che risolveva tutte le partite. Purtroppo chi ha questi giocatori qua che ti fanno 16-18 gol Invece, tutto. mister, Sì. tornando all'FC Acireale, sì, Cosimo Bruno ha delle referenze importanti, però secondo me Carbonaro era un'altra cosa. Ma è anche il tipo di impostazione che dà Ricca, è una squadra quadrata che rischia, tu sai nel campo, poi la coperta quando tu la alzi da una parte, tiri da una parte. è una squadra che rischia pochissimo e di contro non crea tantissimo, però è difficile da battere e arriverà fino alla fine, anche perché è un gruppo che si è formato negli anni Sì. e dove L'anno scorso era Sant'Antonio. Salvo Ricca ha messo dei pochi innesti, a Costa che è un giocatore per la categoria, un attaccante molto importante, e ha messo ogni Tanto, anno ha mister, aggiunto qualche giocatore, quindi è un organico, un gruppo molto importante che arriverà alla fine sicuramente. Quanto ha inciso, secondo lei, su questo gruppo l'anno scorso chiamarsi Aci Sant'Antonio e quest'anno chiamarsi Aci Reale? Ecco, Che questa tipo è una di bella pressioni? domanda, sì. No, che io sappia da Cireale non hanno nessuna pressione perché il pubblico comunque è sempre per l'Alto Cireale 46, per quello che so io. E hanno provato questa carta qua, magari pensavano di potersi accattivare. Io credo che avranno un po' di difficoltà. Però è come a Catania è successo con l'Atletico Catania, sta infatti. succedendo ad Acireale. Poi sai, se l'Alto Acireale dovesse fallire, che mi pare difficile, Sarà difficile. allora magari un po' di pubblico ce l'avranno, ma attualmente non hanno molto Voglio chiudere col Vittoria, Aldo. Vittoria che sembrava in grandissima difficoltà, adesso si sono riorganizzati, Claudio Lamattina ha fatto quasi un nuovo ennesimo miracolo e adesso probabilmente, insomma, sicuramente questa categoria sarà salvata, almeno sulla Sì, carta. hanno cambiato allenatore, hanno preso di nuovo Campanella che l'anno scorso già era lì, oggi hanno vinto in trasferta. Sì. E anche lì una situazione sono proprio strane perché proprio sono sinonimo tutte queste realtà proprio di mancanza di fondi Sì. ma anche di mancanza di È programmazione. vero, che è vero. E si soffre, si e soffre. si soffre. Benissimo, ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso quindi lo spazio dedicato al campionato interregionale e ai due gironi di eccellenza. Salutiamo il nostro Carmelo Puglisi che rivedremo nella parte finale perché ci sarà questa sorpresa natalizia solita di fine anno. Grazie Carmelo. Io intanto per un primo giro di auguri ai Sì. nostri telespettatori, a tutti i calciofili catanesi e siciliani, lo faccio, auguri di buon Natale e buone feste. I nostri ospiti rimangono ancora qui con noi, mentre salutiamo Federica, rivedremo anche Federica nella parte finale della nostra trasmissione e ci lanci la pubblicità. Sì, certo. Io vi saluto e rimanete ancora con Penalty. Adesso di nuovo penalty a voi studio. Eccoci rientrati in studio, adesso parliamo del campionato di promozione, ma prima dobbiamo salutare l'arrivo della nostra seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi.
Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Buonasera a te e buonasera anche a Ciccio Rametta, il nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione. Ciao Ciccio. Buonasera Ettore e buonasera a tutti i nostri. Seguitissimo anche sul canale YouTube di Penalty. Il tuo spazio è stato super cliccato questa settimana. Bisogna vedere il motivo. Non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Campionato di promozione, li commenteremo questi 4 gironi insieme ai nostri ospiti, i primi 2 gironi insieme anche a mister Aldo Musumeci e poi ci raggiungerà un nuovo ospite. Girone A del campionato di promozione, risultati e classifica. Fulgatore Cefalù 0-0. Apollina, Real Calcio Dattilo 1-1. Ligni Trapani, Delfini Vergine Marie 3-0. Monreale Strasatti 5-1. Castellamare Montemaggiore sospesa. Cus Palermo Paceco 2-2. A Carini Città di Carini Salemi 2-3. Riposa Favignana. Allora il Paceco riesce a pareggiare, però nel frattempo il Salem vincendo 3-2 fuori casa si avvicina alla vetta. Ciccio. Sì Ettore, allora il girone di ritorno del girone A di promozione è iniziato nel segno dell'incertezza e dell'equilibrio. Le prime 6 squadre racchiuse in 7 punti, per cui nonostante ci sia al momento una battistrada che è il Paceco, regna l'incertezza e regna l'equilibrio. Il Paceco, come giustamente dicevi tu, è stato fermato a Palermo. Facciamo vedere anche la schermata della classifica, Sì. così nel frattempo insieme al tuo commento i nostri sportivi a casa Sì. possono Potranno seguire notare i che dettagli. Monreale e Ligni Trapani a 26 sono a meno 7 dal Paceco a 33. Nel mezzo il Salemi a 31 che ha accorciato con questa importante vittoria. Invece Dattilo e Cefalù che sono a 28 sono state fermate fuori casa. Quindi sicuramente un girone molto incerto, sia in testa sia per la zona playoff che anche che in coda. Segnaliamo la partita di Castellammare sospesa sull'1-2 all'84esimo per infortunio dell'arbitro. Mannaggia, mancavano pochi minuti. Dovranno rifare la trasferta. Dovranno rifare la i ragazzi trasferta. del Montemaggiore. Allora, mister Tosto, Salemi e Paceco. Io credo che il Paceco per esperienza ma anche per tradizione probabilmente questo campionato lo può far suo. Però a vedere la classifica, voglio dire, è apertissima, ci sono Sì. tante squadre in pochi punti. Questo Ligni Trapani Ecco, io volevo dirti questo, mi fa piacere rivedere questa squadra perché negli anni belli, se ti infatti, ricordi, sì, è come se mi ricordo giocava in bene. Serie D. Tra l'altro giocava in questa squadra un paesano mio di Trezza, Zappalase, Zappalà, grande centravanti di attaccante, sfondamento, grande centravanti attaccante della Nissa anche. della Nissa, di tante squadre siciliane, Canicattì, Sì, C2 sì, sì. e il Liniere in Serie D, quindi rivederla in queste categorie Fa mi fa immenso piacere, vuol dire piacere. che si sta riscoprendo qualcosa Infatti. di nuovo anche in questo senso. Bene, proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione. I risultati e la classifica di questa prima giornata di ritorno. Sporting Taormina, Atletico Villafranca 7-0. A Terme Vigliatore, Ciapazzi, Castelbonese 0-1. A Messina, Riviera Messina Nord, Fiume Freddese 2-0. Sinagra, Ghibellina 4-0. A Castelbuono, Castelbuono Randazzo 0-1. A Galati Mamertino, Mamertina Sant'Agiolese 2-2. A Mili Marina, Pistunina Torregrotta 4-1. Riposa Città di Milazzo. In testa abbiamo questo duo composto da Castelbonese e Sporting Taormina. Nel frattempo possiamo far già partire la schermata e il commento di Ciccio Rametta. Ciccio. Sì Ettore, allora 24 gol segnati nel girone B di promozione, un solo pareggio, quello di Galati Mamertino, una bella partita 2-2. Continua questo duello Castelbonese Sporting Taormina che a braccetto iniziano anche il girone di ritorno a quota 35 in testa, mentre lo Sporting Taormina ha vendemmiato in casa 7-0 contro l'Atletico Villafranca. Partita molto difficile esterna per la Castelbonese che si è imposta solo 1-0 contro il Ciapazzi. Quindi chiaramente 2 vittorie diverse che però fanno lo stesso risultato e 3 punti. Riposava il Milazzo che adesso è a meno 5. Allora, questo Milazzo che si è riorganizzato, evidentemente categoria strettissima per la bella realtà di Milazzo, però sorprende come lo Sporting Taormina
in testa nel campionato di promozione, nelle zone alte del campionato di eccellenza. La domanda che faccio ai nostri ospiti è quella solita: perché 2 squadre, non una forte, magari in una categoria ancora più importante? È una sua fissazione questa. Ma- Lui vorrebbe una squadra per ogni paese. Ogni domanda, Spending ogni review puntata bene. si fa questa domanda. Ma è Ettore. chiaro che mi sorprende, perché insomma le disponibilità economiche sono sempre limitate per tutte le società. L'idea di avere 2 squadre in un piccolo centro, Certo, l'ideale- seppur importante come Taormina, L'ideale sarebbe mettersi d'accordo e fare una Insieme. squadra buona, ma là c'è molto campanilismo. anche troppo esageratamente. Io Taormina, diciamo, conosco calcisticamente, sono 2 fazioni, proprio non ne vogliono sentire di unirsi. Ed è un Però peccato. sarebbe un peccato. Comunque lo Sporting Taormina, se non sbaglio, è la neopromossa. Sì. Sì, sta avendo una buona comunque- programmazione. C'è Schifilliti, Schifilliti, sì. Schifilliti è un allenatore abbastanza esperiente. Voglio dire che facilmente il prossimo anno si ritroveranno 2 squadre in eccellenza. E che quindi per faranno il Taormina- derby possibilmente. Ma per Taormina è un po' esagerato. È penso. esagerata. Comunque fa bene questa competizione, perché se uno è terza, uno è secondo, voglio Sì, dire. va bene. Mi sembra che, però voglio attenzione, dire... soprattutto in questo campionato di promozione io starei attento molto a Città di Milazzo, Aldo. Sì, assolutamente, sì, ma perché comunque è una squadra che ha una tradizione, ha storie, quindi è ovvio che è una squadra da tenere sott'occhio, però sicuramente in questo momento Taormina e Castelbonese, che sono là davanti, stanno viaggiando bene, quindi ovviamente intanto chi è in testa ha i favori del pronostico. Benissimo. In Allora, promozione non non sì. ci dimentichiamo che non è come la Serie D, i playoff si sale in promozione. E quindi- infatti, quindi i playoff teniamo danno conto il che diritto. Non è solo la prima, ma sicuramente poi qualche altra squadra verrà fuori là, quindi anche se il Milazzo non ce la farà per il blasone, per quello che è, penso alla fine. poi c'è sempre la formula del ripescaggio, no, che ti ripescaggi, può aiutare. che si in tende questo a senso. ripescare sempre la squadra più, ripeto ancora una volta, più blasonata. Beh, Milazzo fino a un paio di anni fa Il faceva la problema Serie di queste C. squadre del Paterno è sempre quello, le salgono, arrivano a un certo E poi punto. dopo che succede? No, hanno molta facilità a salire, però con tanta facilità a scomparire. Non mantengono per niente la categoria. Allora ci dobbiamo fermare, colgo l'occasione per salutare mister Aldo Musumeci. È tradizione, lo diciamo sempre, che quando si è presenti a penalty subito dopo qualche settimana arriva la panchina. Lucio Tosto ne Lo è scorso. insomma una conferma, come del resto tutti gli altri che sono venuti a trovarci. Io chiamerò Alfio Barbagallo, che sa che domenica è stato ospite Sì. qui, e chiedo se Sì, ha già preso la panchina. È così. attaccato al telefono da una settimana, ma Ok, Aldo, dopo l'esperienza grazie. dell'Atletico Militello, insomma quasi mezzo anno di riposo, Sì. adesso c'è qualche cosa che bolle in pentola? No, per adesso niente, aspettiamo, se arriva bene, se no... Se non arriva non è la fine No, del no, mondo, sono assolutamente. d'accordo. Ho saputo che hai visto alcune partite della Sicula Leonzio, volevi parlare di questo Sì, li ho team? visti, hanno una squadra veramente ben organizzata, forte, mi sono piaciuti molto. Devo fare veramente i complimenti al mister Alderisi, che peraltro conosciamo. Giocavate insieme. Conosciamo da tanto Con mister tempo, Tortorici però è al una lavoro. squadra bella, mi sembra una realtà solida, un presidente Sì, giovane. giovane, voglioso. con disponibilità, che sta riuscendo a creare un grosso seguito lì a Lentini. E soprattutto appunto la piazza che insomma Che è difficile. merita ampiamente categorie molto più importanti. Grazie Aldo Grazie a voi, Musumeci. grazie, auguri. Mister Tosto invece rimarrà con noi perché tra poco ci raggiungerà un altro ospite e ci dobbiamo fermare così per rifocillarci un po'. E che facciamo? Ci vediamo fra qualche minuto sempre qui su Sesta Rete. Eccoci di nuovo insieme, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata che arriva settimanalmente in diretta su Sesta Rete la domenica a partire dalle 19:30 che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria, e da quest'anno, ci tengo a precisarlo, questa bella finestra dedicata al calcio a 5. E voglio anche ricordare che se volete rivedere tutte le puntate di Penalty potete tranquillamente visitare il canale YouTube appunto di Penalty, lì troverete le puntate di questa nuova edizione 2013-2014. Allora, adesso parliamo del girone D. Del girone C del campionato di promozione, però prima devo salutare l'arrivo del direttore sportivo del Giarre che attualmente è in vetta, ovvero Luca Scuderi. Ciao Luca. Buonasera a tutti, buonasera Ettore, grazie. Che bello stare al primo posto, Luca. Sì, è bello stare in vetta alla classifica. E bisogna saperla poi anche Saperla mantenere, perché certo, è sempre quello- molto difficoltoso. Certo. Però credo che vi siete assestati bene quest'anno, Beh, sicuramente c'era il gruppo dell'anno scorso, abbiamo fatto 3 innesti, uno in difesa, uno a centrocampo e quindi? uno in attacco, perciò
abbiamo tutti i presupposti 8 per punti sono tentare tanti, di fare no? bene. 8 punti sono tanti. Con i 3 punti a partita non sono tanti, è un vantaggio sicuramente sono che tanti, dovremmo dai, gestire nel girone di ritorno. Regarlo, però sono tanti 8 punti. È un buon vantaggio, alla fine è un buon vantaggio. Benissimo, allora guardiamo subito i risultati con la relativa classifica di questo girone C del campionato di promozione. Parliamo della prima giornata di ritorno. A Siracusa, Rari Nantes aggira Nizzuria, rinviata per impraticabilità di campo. A Lentini, Sicula Leonzio, Aci San Filippo 4-0. A Noto, Pachino Comprensorio Normanno 0-4. A Sant'Agata dei Battiati, Sporting Battiati, Real Aci 1-0. A Mascalucia, Atletico Catania, Real Avola 3-0. A Troina, Troina Sport Club Palazzolo 0-1. Giarle Sporting Priolo 3-1. Riposa Atletico Pedara. Giarre vittorioso dunque in casa per 3-1, può già partire la schermata di questa classifica che vede appunto la squadra di Romeo al primo posto, a seguire con 8 punti insomma, di vantaggio questo Comprensorio Normanno che comunque si è anche riorganizzata, squadra che segue con 31 punti. Il commento di Ciccio. Sì, oltre al commento mio c'era anche il viso del direttore, ogni volta che contento, tu sottolinei gli 8 punti voglio non dire, sapeva come... 8 punti sono tanti, sono però tanti, fa bene ma a mettere c'è insomma, un i intero puntini sulla I. girone, quindi ne parlavamo poco fa dietro le quinte, ci sono degli scontri diretti, Certo. devono andare a Lentini, devono fare diverse partite importanti, chiaramente hanno un bel vantaggio, lo sanno e lo vogliono amministrare fino alla fine. Questa giornata? Questa giornata nessun pareggio, il Giarre continua la sua marcia 3-1, bella partita, ancora a segno il suo bomber Aleo. E vittorie, visto che ci troviamo in periodo natalizio, sia il Comprensorio Normanno che la Sicula Leonzio hanno giocato a poker, 4-0 esterno del Comprensorio Normanno a Pachino, a Noto, e 4-0 interno della Sicula Leonzio. E sicuramente loro stanno facendo la loro parte, quindi aspettano gli scivoloni del Giarre, altrimenti lotteranno per il secondo posto. Scivolone del Giarre che insomma non glielo vogliamo augurare. Scusa Ettore, è un appendice perché volevo sottolineare il gol più bello della giornata, mi hanno parlato di una sforbiciata di Bruno dell'Atletico Catania nel 3-0 casalingo. Bene, buono a sapersi. No, dicevo, questo Giarre indubbiamente ha tutto da perdere a questo punto perché è messo veramente bene, però questo Comprensorio Normanno di Pannitteri non molla. 8 punti giustamente sono tanti, però bisogna sempre stare attenti. Ma guarda, i risultati del Giarre sono frutto di una programmazione negli anni Certo. e soprattutto frutto del lavoro di un ottimo allenatore qual è Maurizio Romeo, uno che fa giocare bene la squadra e soprattutto, sai perché sono tanti gli 8 punti? Perché c'è Maurizio, sono tanti perché lui è uno che lavora in umiltà giorno dopo giorno. e fa stare tutti con i piedi per terra e non fa adagiare nessuno, quindi sono 8 punti che alla fine riuscirà a portare in porto. Io in questo campionato ho visto qualche partita, tra le quali una il Palazzolo. A me il Palazzolo nella partita che ho visto con l'Atletico mi ha impressionato, un'ottima squadra ed è quarto se non sbaglio. Quindi voglio dire, se poi non ho visto tante partite, se il Palazzolo con quell'ottima squadra gioca bene, questo è un buon campionato quest'anno di promozione. E tra l'altro questa Sicula Leonzio che io so, conosco punti Alderisi, ma poi ha un buon organico e io ci sono stato a Lentini un paio d'anni fa, un grande pubblico, quindi voglio dire mi stupisce, pensavo magari qualche posto in più, ma sono sicuro che Alderisi comunque scalerà un altro po' la classifica con questa squadra e sicuramente nei playoff dirà la sua. Da notare anche lo Sporting Battiati. Luca. Sì, sicuramente lo Sporting Di Gregorio Battiati, sorprende settimana dopo settimana. Beh, nel mercato di gennaio hanno puntellato la rosa che c'hanno, sicuramente per me possono lottare per un posto nei playoff. Intanto è arrivata questa ennesima vittoria con questo Real Aci che all'inizio sembrava una squadra che poteva insomma lottare per le zone alte, adesso da qualche settimana va un po' a rilento. Noi li abbiamo incontrati in Coppa Italia, l'andata abbiamo pure perso, sicuramente ora un mese fa sono andati via tanti giocatori, hanno smobilitato. Un paio li ho presi io pure nella mia squadra. Però voglio dire, ma perché si smobilita? Perché non ci sono i soldi? Evidentemente per mancanza di deve fondi. giocare scusa Ettore, là forse c'è stata un'altra situazione, è andato via
un allenatore Seminara, che io conosco bene, l'ho avuto come secondo da Cireale, che aveva fatto questa squadra, e quindi molti ragazzi che io sappia, no, lui è fermo naturalmente, però sono andati via perché probabilmente le motivazioni erano legate a lui, diciamo. Le motivazioni erano così importanti che era andato via per poi magari però adesso decidere. ci viene un dubbio, adesso attualmente è in metà classifica, ma insomma scivolare... Noi l'abbiamo incontrato domenica scorsa, mi è sembrata una squadra poco organizzata. E quindi un po' problematica la situazione. Sì. Chiudo con questo girone parlando di questo Sporting Priolo che oggi avete incontrato. Che impressione ti ha fatto, Luca? Oggi lo Sporting Priolo mi ha fatto una gran bella impressione, squadra organizzata, quadrata, sicuramente a gennaio si saranno, voglio dire, nel mercato di riparazione si saranno rinforzati, perché non è la squadra che abbiamo affrontato la prima giornata quando siamo andati lì a Priolo, davvero messa bene in campo. Secondo me lo Sporting Priolo entrerà nella griglia dei playoff. Un playoff che a questo punto insomma si riempie. Posso chiedere una cosa? Certo, ci quando mancherebbe. sento già pubblico? Pubblico? Bella si sta Il avvicinando. pubblico si erano scettici all'inizio, poi piano piano c'è una città perché sono al entusiasta. primo posto. È importante. E il tifoso è anche questo, no? Quando vedi che la squadra Poi va bene. in quello stadio là, Il terreno in che condizioni No, è? di quello magari, Ettore, preferisco la domanda di riserva. se Mettiamola da il parte. solito stato, come è stato Che sempre. poi voglio dire, un campo come quello, basta farlo in sintetico, si risolve il problema. Il problema è Il mancanza problema è- di fondi, perché per mancanza fare di il fondi. sintetico sai benissimo. Certo, questo è quanto anche vero, costa. però per una categoria importante, insomma, al quale probabilmente sta aspirando il Giarre, la prospettiva è un campo nuovo in sintetico. Il problema è che non abbiamo nessun aiuto dall'amministrazione comunale, perciò quello che fa il Storia presidente vecchia. Di Martino Storia già sentita. insieme ai suoi soci è davvero qualcosa di straordinario, perché Certo. solo loro Salutiamo il presidente partecipano. Di e i Martino soci. che è vulcanico Sì, sì. in questo senso, no? È un presidente passionale, È vero. però veramente ci mette il cuore davvero. Però ci piace quando il presidente è passionale, perché poi dà anche la carica alla squadra, all'allenatore, a tutto Attualmente nel l'ambiente. calcio dilettantistico vanno avanti queste società dove ci sono questi presidenti. Sì. Solo così, quando ci mettono l'anima, perché sennò a finire come quelle squadre che abbiamo visto, Noto e tutte Che quelle squadre là mollano, che poi mollano poi proprio. finisce tutto. Bene, adesso il girone D sempre del campionato di promozione, chiaramente parliamo di questa prima giornata di ritorno, vediamo i risultati e poi li commentiamo insieme a Ciccio Rametta. Canica T, Accademia Empedoclina 1-0. Sciacca, Aragona 1-0. A San Michele di Ganzaria, Aquila San Michelese, Santa Croce 2-2. A Gela, Atletico Gela, Mussomeli 3-1. A Grotte, Libertas 2010, Real Biscari 3-1. Comiso, Sport Club Racalmuto 1-1. Riposa, Ribera 1954. Il Ribera 1954 ha riposato questa settimana, ma il distacco è talmente considerevole che le cose in testa sono cambiate quasi zero. Sì, sono cambiate quasi zero perché il Ribera riposava e il Mussomeli che ha fatto il regalo di Natale. Infatti, È ha perso a Gela. È caduto 3-1 a Gela, poteva portarsi a -5, quindi diciamo che la giornata che doveva riaprire il discorso primo posto ha riaperto il discorso secondo posto, perché alle spalle del Mussomeli abbiamo avuto le vittorie per 3-0 del Libertas 2010 e per 1-0 del Canica T, che fino a pochi minuti dalla fine stava per fare il cosiddetto risultato occhiali, tanto caro a Carmelo, Sì. e invece è riuscito a vincere alla fine, quindi adesso Ribera più 8, ha riposato, quindi deve fare lo stesso campionato del Giarre, Certo. e le altre invece c'è Bagarre. Ti segnalo anche Sì. che ci sarà Bagarre anche alla fine, perché questo è l'unico girone dove non c'è un'ultima squadra staccata. Sì, C'è questa quella San Michelese, anche se è non ultima, non è se la spacciata. può giocare. Se la può giocare. Il Ribera se la deve giocare, però diciamolo pure, non c'entra assolutamente nulla in questa categoria. Si ritorna indietro. Di questi paesi che vanno via, il presidente va via, porta la squadra via, fallisce e poi si riparte. Cosa si è visto E a si fare? ricomincia, si ricomincia. Film visto e rivisto, e ancora una volta questa è una Mai conferma. trovare una società che abbia uno standard mentale Anche in lineare. questo giorno vedi la San Michelese, l'anno Sì. scorso in prima categoria era una delle società che spendeva tantissimo, dopo un paio di mesi quest'anno. Vedi che Infatti. film fa. Però È l'assurdo del calcio che- a questi che livelli. vedere Ribera in questa categoria un po' ci sorprende, no? Fino all'anno scorso grande rivelazione anche nel Della campionato Serie di D, interregionale. della Serie D. Ma se non sbaglio il presidente ora è da Cireale, il presidente della Cireale Ribera. Ezio Ruvolo, sì, Ezio Ruvolo è lì che Boci, fa il lui, direttore lui sportivo. là, Sì, quindi- sì. È andato via da là, ha lasciato il Ribera.
E quindi, vabbè, pazienza. Ok, campionato di promozione quindi concluso, in bocca al lupo per questo Giarre, perché insomma ci fa piacere vedere il Giarre nelle zone alte della classifica. È sicuramente una piazza che non merita sicuramente la promozione, ma merita di stare ben su. Luca, rimani con noi perché chiaramente parleremo adesso del campionato di prima categoria, lo faremo giustamente con l'ospite Lucio Tosto, che attualmente allena questo ACI Sant'Antonio, che è voglioso di ritornare in categorie importanti e insomma ha scelto anche un allenatore di carature di grande esperienza e probabilmente giocherete fino alla fine per ottenere questa benedetta promozione. Ma di poco, tra poco ci parlerai di questo, perché dobbiamo salutare il nostro Ciccio Rametta, che rivedremo al termine della trasmissione per i nostri auguri natalizi, mentre per il campionato di promozione tutto a partire dal giorno 5. Sì. Perfetto. Ci si rivede nel 2014. Nel 2014, sì, perché tu ti prendi anche una pausa nella puntata prossima di giorno 29 che, vi ripeto, vedrà in scena solo ed unicamente il calcio giovanile, con un torneo che seguiremo noi di penalty in prima persona. C'è un'altra pausa pubblicitaria e la parola passa a Giulia Bonaccorsi. Ci vediamo qui fra qualche minuto. Se volete rivedere tutte le puntate di Penalty, allora in questo caso vi consigliamo il canale YouTube appunto della nostra trasmissione, il canale si chiama Penalty e lì avrete modo di rivedere appunto tutte le nostre trasmissioni per quanto riguarda questa stagione 2013-2014. Campionato di prima categoria, ci raggiunge in postazione Antonio Borzì. Ciao Antonio. Ciao Ettore e ciao a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora avremo come al solito 8 gironi del campionato di prima categoria, 4 in maniera assolutamente veloce, ci fa il punto della situazione il nostro Antonio e poi dopo nei dettagli gli altri 4 appunto parlando sempre di prima categoria. Antonio. Rapida carrellata diciamo nei 4 gironi che non seguiamo direttamente, cioè il girone B, il girone C, il D e l'H. Nel girone B da sottolineare come il Casteltermini si conferma al primo posto con 32 punti, ben 5 punti di vantaggio nei confronti della seconda e avendo vinto contro il Virtus Bivona nell'ultima giornata. Nel girone C invece la Stefanese è prima con 28 punti, a pari punti con la Futura, ma cade in questa giornata, quindi diciamo fa sì che la Futura la possa agganciare in vetta alla classifica. E nel girone D invece sono a pari punti anch'esse Iniziativa e Meria 32. Da sottolineare invece come nel girone H oggi vada in scena il derby di Gela, sì. Su Facebook c'è stato un movimento in un certo senso con ben 2000 presenze a Gela, diciamo record per la prima categoria. Per la prima categoria sono insomma tantissimi. C'è stato questo passaparola su Facebook e tutti quanti sono accorsi a vedere. Ci piace questa cosa. Anche perché è un derby fra la prima, il Gela, e la terza in classifica che è il Macchitella. Benissimo, quindi siamo stati velocissimi nei gironi che generalmente non presentiamo in schermata, mentre invece presentiamo in schermata gli altri 4. Iniziamo subito con il girone A, 16ª giornata. Questi risultati ce li legge naturalmente la nostra Giulia. Partinico Audace, Bolognetta 1-0. A Castelvetrano, Campobello, Borgata Terrenove 3-2. A Palermo, Sparta Palermo, Città Isola delle Femmine 0-3. A Erice Bonagia, Sant'Andrea Don Orione 2-1. A Torretta, Ezio Roma, Equip Comprensorio Palermo 0-2. A Bagheria Calcio, Iatina Pro Monreale 2-1. Perde a Castelvetrano ma continua a rimanere in vetta il Borgata Terrenove. Può partire già la schermata e abbiamo un il commento di Antonio. Borgata che virtualmente dovrebbe ammazzare il campionato per i grandi nomi che ha, come Nino Barraco per esempio nella propria formazione, però perde. Perde contro il Campobello, che è una formazione che ha avuto un cambio di allenatore nelle ultime giornate e ha vinto sia contro il Comprensorio Palermo, la seconda in classifica, e sia contro il Borgata Terrenove. Un'ennesima dimostrazione di come in prima categoria guardare la classifica mente. Perché basta un cambio di allenatore, si ricrea il giusto gruppo e quindi riesce ad affermarsi l'ultima in classifica. Questo Borgata Terrenove, abbiamo Barraco che continua a giocare, a fare tanti gol, però io credo che Bagheria e Partinico, che hanno una tradizione anche importante in categorie importanti, diranno la loro sino alla fine. Bagheria e Partinico in Serie D negli anni scorsi è una società anche ambita dai giocatori, allenatori, quindi sicuramente... Anche Bagheria.
Bagheria e Partinico, tutte Ah, e due, sì, sì. E quindi sicuramente alla fine, perché tramite il primo posto, playoff, sicuramente potrebbero... Se la giocheranno. Sì, perché poi in prima categoria mi pare che i playoff sono 2 partite, 3 partite forse in Sì, tutto. sì, E sì. poi ci sono molti ripescaggi in promozione. Beh, chiaro, molte squadre poi l'anno successivo non hanno modo di iscriversi, quindi ci sono i ripescaggi Queste un po' più squadre che facili. ambiscono, blasonate, Sì. quasi sempre vanno in promozione. Parliamo adesso del girone E, così finalmente possiamo insomma, andare nei dettagli insieme a mister Lucio Tosto. Parliamo della 14ª giornata e quindi vediamo i risultati. A Furcisiculo, Ionica AC Sant'Antonio 1-2. Trecastagni Messina Sud 4-1. AC Catena Robur 2-0. Calatabiano Milo 2-1. Real Venerina Desport Gaggi 2-1. Sporting Giardini Lineri 1-1. A riposto Rusto Sebastiano AC Bonaccorsi 2-2. In classifica il Trecastagni continua ad essere leader incontrastato. Guardiamo la classifica e ne parliamo come al solito con Antonio. Diciamo che è un Trecastagni abituato a ben altri palcoscenici. Comunque la giornata aveva un grande match che era quello fra Calatabiano e Milo, che ha visto il Calatabiano vincere 2-1. Ma approfittiamo della presenza del mister in studio per dire che questo Trecastagni è così forte. È così forte, Lucio? Sì, è una squadra di eccellenza iscritta in prima categoria. È solo di passaggio. Io allora. dico, è andato via un portiere, si chiama Stefano Caruso, che ha fatto la Serie D e tra l'altro è andato a giocare, mi pare, in Romania, in Serie B, se non sbaglio, e hanno preso Liotta, un altro che ha fatto, ma c'è tanta di Pezzosi, Cirino Russo, Costanzo, Montalto. Quella è una campanella, quella è una squadra che sicuramente in eccellenza avrebbe fatto la sua buona fine. Oltretutto, cosa che non fa nessuno in questa categoria, si allenano alle 2:30 come professionisti. E quindi insomma... Quindi è una società E questo organizzata. AC Sant'Antonio adesso con 28 punti sta insidiando intanto questo secondo posto del Calatabiano. Ma noi, Calatabiano è successo, stavamo vincendo fino a tempo scaduto, Sì. poi una punizione tra l'altro inventata. Comunque abbiamo pareggiato in modo rocambolesco. Ora alla ripresa del campionato noi abbiamo la partita in casa col Trecastagni, quindi 7 punti potenzialmente potrebbero anche ridursi. Riaprite un po'... E comunque noi, guarda, siamo una società organizzatissima. Io sono sceso in prima categoria, non ho fatto la Serie A chiaramente, però facevo qualche categoria in più. Certo. Per 2 motivi precisi. Uno perché dal punto di vista lavorativo non potevo allenarmi alle 3 quest'anno, quindi ho deciso di prendere. E poi perché C'è un progetto allora da c'è un progetto importante, mi ha chiamato una persona preparatissima, perché voglio dire, abbiamo a livello organizzativo, penso siamo a livello del Trecastagni anche meglio. Noi abbiamo un direttore sportivo che si chiama Castorina, che Sì. ci mette l'anima e Salutiamolo. organizza tutto alla perfezione, un grande pubblico che ci segue dentro e fuori casa, un grande impianto, quindi il progetto è quello di andare in eccellenza nel giro di qualche anno, o tramite primo posto, tramite il playoff. Però a questo punto mi sorge spontanea una domanda, ma poi dopo cosa succede? La società ha la forza per fare queste categorie importanti? Perché non vorrei che come insomma, al solito poi qualcosa... Guarda, l'AC Sant'Antonio, sapete benissimo, il paese AC Sant'Antonio è abituato a fare la categoria da sempre. Fino all'anno scorso ha fatto l'eccellenza, poi è andata via, ora si chiama Cireale, Sì. quindi già il paese mastica calcio, Giusto. sa come organizzarsi, ha Giusto. sempre fatto calcio, poi persone come Zingale hanno fatto calcio anche in altri posti, Giare, Serie D, il nostro patrono, quindi poi si è avvicinato anche un mio ex presidente alla società, che è il professore Strano, uno che calcio ne mastica. Insomma, anche lui. il progetto è forte. Abbiamo, allora, Lucio. abbiamo tutte le componenti, quindi ora i risultati stanno venendo, pian piano noi crediamo ancora al primo posto, perché ripeto, tutti i scontri diretti ce l'abbiamo in casa, quindi noi ci proveremo fino alla fine, e comunque anche non facendocela per il primo posto, tramite playoff dobbiamo per forza di cose tentare di arrivare in promozione. E avete sicuramente tutte le carte in regola. Luca, abbiamo detto l'AC Sant'Antonio che sta cercando quantomeno intanto di raggiungere questo secondo posto nei confronti del Calatabiano, questo Milo che ci sorprende, e poi insomma la Catena, che per tradizione comunque anche la Catena insomma si è rinforzata tantissimo. Sicuramente ancora è un campionato aperto, tranne forse per il Trecastagni, che sicuramente vincerà il campionato. Per i playoff sarà bagarre. Attenzione, hai il mister della C Sant'Antonio accanto, però. Sì, però penso che il Trecastagni sulla carta ha qualcosa in più. Sulla carta qualcosa in più. Tu invece tra Trecastagni, AC Sant'Antonio, Calatabiano, Milo? Ovviamente, vista la presenza del mister, io tifo AC Sant'Antonio al momento. Poi magari la prossima puntata dovrò dire Trecastagni. Sulla partita
big match Calatabbiano-Milo, devo dire che il Milo guarda, si è attrezzato tantissimo, proprio in questa partita aveva tutti i difensori fuori, quindi era molto rimaneggiata, però una coppia d'attacco, il Milo per dire, ha un portiere che si chiama San Filippo, fatto la Serie D, è una coppia d'attacco di Aleo Robo, e quindi molto voglio importante, e sono quarti in classifica, quindi vi dico è una prima categoria molto intensa, con giocatori di categoria superiore. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F e vediamo un pochettino i risultati e poi commenteremo anche la classifica. Belpasso Gravina 3-3. Real Paternò, Mister Bianco 2-2. San Giovanni La Punta, Tre Mestieri 1-0. Mascalucia, Ciclope Bronte 2-4. A Biancavilla, Cometa Calcio, Città di Catania 2-4. Maletto Randazzo 3-1. A Valverde Real Adrano rinviata. Da notare che questo Città di Catania con 34 punti è ancora leader di questo girone F del campionato di prima categoria. Che succede? Diciamo che il Città di Catania si conferma in testa anche perché Randazzo si blocca contro il Maletto, perde contro il Maletto, ed è anche un favore fatto al Valverde che non ha potuto giocare per impraticabilità di campo e potrebbe approfittare di questo passo falso del Randazzo. Sottolineiamo pure il Mascalucia che nonostante il cambio di allenatore fa solamente un punto in 2 giornate, non è detto che non si debba pure ricambiare nelle prossime giornate se non arrivano i risultati giusti. Ricambiare subito dopo? Ma sappiamo benissimo che la piazza pretende dei risultati, quindi siamo qui in attesa. Mi sembra strano però questa cosa, cioè dopo neanche 2 partite rimettere in discussione l'allenatore. Voi siete degli allenatori, insomma, non si lavora con serenità poi. No, è una moda, magari metti a disposizione un organico pessimo e poi magari la cosa più semplice è sempre quella. È vero, è Non vero. è sempre colpa degli allenatori. Ecco, diciamolo pure. Dopo 2 giornate, dopo due partite, dico, mi sembra un po' prematuro. Mi sembra un po' anche se Mascalucia so che ha un budget per poter. Ha anche una forte tifoseria alle spalle, quindi magari anche lo stesso allenatore subisce un pochettino questo. Un po' la pressione. Sicuramente anche il dover vincere per forza. Esatto. Città di Catania non è una sorpresa, Alessandro De Maria la prima categoria, insomma, non è che la fa tanto per farla, la fa per ucciderla. E infatti hanno fatto anche ulteriori acquisti, tra l'altro. Sì, Fiumefreddo mi pare che sia insegna. stato. Poi in questo girone nominerei c'è pure un gruppo di ragazzi molto importante che si porta sempre con lui. Però attenzione, Randazzo e Valverde, il Valverde è sempre Randazzo fino a domenica era in testa, è stato sempre in testa. Sì. Ora vabbè, ha perso il derby, ci può stare, ma se la giocheranno fino alla fine. Però alla fine penso che poi De Maria riuscirà anche quest'anno a vincere questo campionato di prima categoria. Comunque il Valverde sicuramente Ettore, il Valverde io so che ha un organico, sono 3-4 elementi che il direttore. C'è il direttore Antonivella che ha allestito sicuramente una squadra per poter ambire a vincere il campionato. Benissimo, chiudiamo adesso con l'ultimo girone in questione di prima categoria, lo facciamo subito, abbiamo la 16ª giornata del girone G. A Solarino, Floridia Atletico Militello 1-1. A Siracusa, Belvedere Atletico Scicli 3-0. A Licodia Eubea, Sporting Eubea Canicattini 1-0. Città di Augusta, Frigintini 3-1. Marina di Ragusa, Ellenica 2-0. A Carlentini, Megara Club Augusta 2-2. A Modica, New Pozzallo, New Team Ragusa 1-2. Vittoria del Belvedere e a questo punto squadra siracusana che si conferma in vetta. Una squadra siracusana che si conferma in vetta anche perché sul suo campo non passa nessuno, non ha mai ceduto un punto. Anche in questo caso però più che guardare alla vetta vorremmo guardare la parte bassa della classifica, con un Atletico Militello che all'inizio campionato si è un po' indebolita perché ha fatto numerose cessioni, ma che da notizie che abbiamo da fonti certe si sta rafforzando e quindi sta cercando di mantenere la categoria, che almeno è l'obiettivo minimo per una piazza come quella di Militello molto importante. Certo. Come? Pisano, che è un bravo allenatore, è un collega mio, ma noi abbiamo però una squadra da tifare. Ci siamo passati io un po' più di te, 3 anni. Sì, è vero. Dell'Augusta, che vedere in questa categoria mi piange un po' il cuore, però. Tra l'altro lì anche una situazione abbastanza strana, lo abbiamo detto già anche qualche settimana fa, 2 squadre, già c'è un problema per gestirne una ad Augusta che tra l'altro non ha il campo dove giocare, sottolineiamolo, c'è un stadio comunale privato, completamente abbandonato, deve essere risanato, insomma parliamo di una città di quasi 50.000 abitanti. Eppure soffre.
pure soffre, non ha strutture, non ha niente, probabilmente il comune ha anche altri problemi perché forse è in forte deficit, Sì. però ripeto è una città che ha fatto grande calcio e tu lo sai, ci sei stato, ci sono stato pure, e vederla in Dispiace tantissimo. proprio. Però nei confronti c'è questo Belvedere sempre vicino ad Augusta che comunque insomma negli anni è stata sempre una Belvedere società... è sempre stata quella classica società che in prima categoria faceva la differenza, saliva sempre Sì. e quest'anno sta come poi in promozione magari Soffre, stenta e soffre, però in prima categoria è una società importante, dove anche il campo è un campo molto difficile, dove fare punti è molto difficile. Ora io non conosco l'organico onestamente, però vederla là sicuramente avrà Belvedere qualcosa. 35 e Marina di Ragusa 32, neopromossa, che vuole fare un'altra promozione a questo punto. Luca? Beh, sicuramente può lottare col Belvedere per vincere il campionato, è una neopromossa, non conosco io la situazione, là evidentemente avranno La allestito zona un siracusana organico. è sempre un po' strana, no? Sì. I campionati sono sempre però apertissimi. Sì, fino all'ultima giornata. Fino all'ultima sì, giornata sicuramente. e vedremo poi come andrà a finire. Bene, abbiamo chiuso con il campionato di prima categoria, salutiamo i nostri ospiti, lo facciamo con l'ultima domanda da formulare sia a Lucio Tosto che a Luca Scuderi. Allora Lucio, abbiamo detto che questo progetto dell'ACI Sant'Antonio ti piace, ti hanno coinvolto, Castorina sta facendo un grande lavoro insieme a tutti i dirigenti, però un sogno nel cassetto c'è. Insomma, Parliamo personale oppure della Sant'Antonio? parlo dal livello personale, insomma, ritornare in categoria senza nulla togliere giustamente alla guarda, Sant'Antonio. il mio fa piacere ripeto, ritornare in categoria. La anche- motivazione perché mi ha cercato qualche squadra di eccellenza, onestamente, però il lavoro prima di tutto. Io beh, chiaro, giusto. quest'anno non posso allenarmi alle 3 e poi si è messa anche il fatto che sono venuti degli amici e mi hanno proposto un grande progetto. E La quindi piazza è quella giusta, Io eh? ho giocato, da giocatore sono stato a Sant'Antonio, mi piace l'impianto, mi piace l'organizzazione, mi piace tutto, mi piacciono quei tifosi che fino a ieri non so quanti erano fuori casa, sotto quell'acqua, quindi io... È uno stimolo in più è anche uno per stimolo te. in più, per me non c'è problema, la categoria ha poca importanza, è importante il progetto, è importante che ci siano persone serie che sappiano Ecco, di calcio alle ecco, spalle, perché ecco. attualmente se ne trovano pochi. Io negli ultimi anni È diciamo, vero. ho beccato qualche situazione, vedi Lentini, in parte Avola, dove sì, hai fatto la categoria ma l'hai fatta in un certo Hai modo. lavorato tantissimo e racconto Quindi poco. io preferisco fare questa categoria e farla in modo serio, con persone serie che E poi capiscono giochi di in calcio. casa, sei, insomma in provincia di Catania, Sicuramente. anziché andare in altre province. Quindi auguriamo in bocca al lupo a Lucio Tosto e la sua bella realtà di ACI Sant'Antonio. Il saluto viene rivolto anche finale a Luca Scuderi per questa bella avventura di Giarre, quest'anno come direttore sportivo, cercando di raggiungere questa benedetta, insomma, categoria superiore. Beh, incrociamo le dita, speriamo bene, ci attende un girone di ritorno di fuoco, però andremo a fare battaglia su tutti i campi, avremo tutti gli scontri diretti fuori, a Lentini, a Palazzolo, andremo sempre per vincere, poi quello che viene... Avete la caratteristica giusta, quella di non mollare mai, questa è la cosa più importante. Sì, perché molte partite le abbiamo vinte al 94esimo, pareggiate. È un po' lo all'ultimo. spirito dei campionati dilettantissimi. Ci chiamano quelli degli ultimi 5 minuti, della zona Cesarini. Bene, salutiamo anche Luca Scuderi, dunque un bocca al lupo anche al suo Giarre, salutiamo anche Antonio che rivedremo nella parte finale per i saluti natalizi e ci fermiamo perché c'è un breve spot pubblicitario e poi ritorneremo di nuovo e parleremo del calcio a 5. Ci vediamo qui con tutti noi. Rieccoci di nuovo in studio, l'ho già detto poc'anzi, abbiamo questa fase finale dedicata al calcio a 5, lo facciamo subito con il saluto ad Alessio Pratti che segue da vicino appunto il campionato di calcio a 5, in modo particolare la Serie C1, quella che un po' ci appartiene perché ci sono molte squadre siciliane, anzi sono solo squadre siciliane. Ciao Alessio. Ciao Ettore e buonasera a tutti. Allora, subito i risultati, poi c'è la classifica, poi c'è il commento appunto di Alessio. Campionato di Serie C1 del campionato riguardante il calcio a 5. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Progela 5-3.
Azzurri Futsal Palermo, Futsal Catania 12-0. Città di Leonforte, Real Calcio 3-2. Dilettantistica Regalbuto, Juventus Gaetano Scilea 3-3. Ad Augusta, Arbor Sporting Club, Nissa Futsal 1-4. Mascalucia, Calcio a 5, Ennese 4-1. A Palermo, Mabonat, Futsal Peloro Messina 3-2. A Termini Merese, Virtus Termini, Futsal 1-4. Arcobaleno e Nissa che vincendo si confermano in vetta in questo girone C1 del campionato di calcio a 5. Alessio. Sì, Ettore, per la Nissa Futsal è stata una settimana magica, sarà un Natale altrettanto stupendo perché dopo la vittoria in Coppa Italia arrivata martedì contro l'MM Futsal ai calci di rigore, arriva anche il primato in classifica proprio ad Augusta al Pala Ionio contro l'Arbor, 4-1, doppietta di Dettori fondamentale che porta la squadra di Caltanissetta al primo posto in classifica. Non da sola perché comunque l'Arcobaleno Ispica vince un altro scontro diretto contro il Progela, 5-3 il finale che condanna anche il Progela ad un momentaneo distacco dalla zona playoff. Vittoria anche per l'MM Futsal che approfitta quindi di questi scontri diretti in alto e vittoria anche per il Mascalucia in zona salvezza, in questo caso Mascalucia che vince 4-1 contro l'Ennese e Mabonat 3-2 contro la Peloro, due scontri fondamentali in ottica play-out. In coda Virtus Termini, Real Calcio e Futsal Catania continuano questa lotta a 3 per l'ultimo posto disponibile per i play-out per evitare la retrocessione diretta. Vogliamo anche ricordare, se hai modo, gli altri campionati? Sì, perché in A2 c'è stato il derby tra Acireale ed Augusta, punteggio di 7-0 per gli uomini di Samperi, Acireale che quindi si trova ad un punto dai playoff, lontano momentaneamente dalla zona playout, staranno facendo gli scongiuri in questo momento. Sicuramente un campionato fantastico da parte dei ragazzi, quasi tutti nati negli anni 90, e un'Augusta invece che dovrà comunque rassegnarsi ad un campionato difficilissimo. Bene, come al solito sei stato velocissimo, complimenti. Grazie. Volevo soltanto fare una battuta velocissimamente sul Mascalucia Calcio a 5, Uberto Previti, attualmente una zona tranquilla della classifica. Sì. Possiamo pensare che qualche cosa può cambiare già dalle prossime settimane per cercare di avvicinare la vetta? Ettore, la squadra, benché viaggi a metà classifica, comprende elementi importantissimi come Marchese, come Passanisi acquistato da poco. Alla società non interessa il salto di categoria. Però conservare la categoria. Sicuramente, ma la squadra è, ho detto appunto di elementi ambiziosi. Previti stesso ha navigato in categorie ben più importanti. Salutiamo mister Uberto Previti e salutiamo solamente per un qualche minuto anche il nostro Alessio, che tra poco anche lui farà parte del quadro finale dei saluti di penalty. Momentaneamente salutiamo anche la nostra Giulia e diamo la linea invece all'altra nuova penaltina della nostra trasmissione, la penaltina on the road, ovvero Lorena Gulisano, che è andata in giro per noi a conoscere più da vicino l'allenatore di una squadra di calcio giovanile, di una scuola di calcio importante qual è appunto la Jeunesse. Parliamo di Giacomo Priolo, guardiamolo insieme. Siamo con il responsabile tecnico della scuola calcio Jeunesse, Giacomo Priolo. Da quanto tempo svolge l'attività agonistica la Jeunesse? La Jeunesse svolge attività agonistica dal 2007, ben 6 anni, questo è il nostro 7° anno.
Sappiamo di una collaborazione diretta con una società importante, ce ne vuoi parlare? La società è importante, sì, siamo affiliati con la S Roma da quest'anno, grazie comunque alla collaborazione della Procalcio. La Procalcio è una società di Frosinone che conta 20 società in tutta Italia e 3 all'estero. Noi siamo la prima società in Sicilia che abbiamo iniziato il progetto, quest'anno si è aggiunta un'altra società, cerchiamo di crescere pure in Sicilia perché il progetto Procalcio è un bel progetto. Durante la stagione abbiamo degli incontri per stage per gli allenatori, per i ragazzini. La scorsa stagione siamo stati pure a Vinovo, abbiamo mandato 2 ragazzini a giocare con la Juve, abbiamo partecipato a un torneo di calcio dove c'era la presenza sempre della Juve, Fiorentina, Torino, Bari, ed è stata una bella esperienza dei ragazzi. Addirittura uno dei nostri ragazzi è opzionato dalla Roma e viene eseguito. Dove sorge la scuola calcio Jeunesse? La Jeunesse è nata a zona di Sant'Agata di Battiati, provincia di Catania, e ora siamo pure a Catania e un'altra a Piano Tre Mestieri. Abbiamo un altro centro gemellato da noi a Paternò, già avevo parlato prima, che è la Vico Rettennea. Quanti sono gli istruttori della scuola calcio Jeunesse? Gli istruttori della scuola calcio Jeunesse sono 14, ogni gruppo abbiamo 2 istruttori in campo con la mia supervisione. Tentiamo sempre di lavorare con i ragazzini, dare la possibilità di pochi tempi morti, nel senso che pause quasi niente, perché il bambino che viene qua deve muoversi e stare in campo e divertirsi, però nello stesso momento deve fare attività per l'ora e 30 minuti pieni. Quali sono gli obiettivi primari della scuola? Gli obiettivi primari della scuola? Gli obiettivi primari sono innanzitutto la scuola, il ragazzino deve venire qua per capire che ci sono anche delle regole, perché non è soltanto calcio. Il ragazzino deve venire per capire che nella realtà sportiva è la cosa principale, saper vincere, saper perdere, saper accettare la panchina, saper accettare i consigli dell'allenatore, giusti o sbagliati che siano, anche perché purtroppo il bambino non tanto facilmente riesce a capire la scelta dell'allenatore o dell'istruttore in questo caso, però noi tentiamo sempre di farli crescere in un ambiente tranquillo e soprattutto dove si divertono. Quali sono le categorie e l'età della scuola? L'età iniziamo dai 5 anni, piccoli amici, 7 i pulcini, 9, 10, 11 anni gli esordienti e poi abbiamo i giovanissimi, 13-14 anni. In qualità di responsabile tecnico della Jeunesse, qual è il sogno nel cassetto di Giacomo Priolo? Sogno del cassetto Giacomo Priolo ne ha tanti, però sarebbe bello un giorno vedere un ragazzino della nostra scuola calcio magari giocare ad alti livelli. Questo è un sogno che ho e spero di poter realizzare. Sappiamo che la Jeunesse ha in serbo tantissimi campus, ce ne vuoi parlare? Sì, la Jeunesse, sempre in collaborazione con la Roma, ha la possibilità di partecipare ai campus. Quasi sicuramente stiamo tentando di portare il campus Roma il prossimo anno qua in Sicilia. Ci stiamo provando in tutti i modi ed è una cosa che tenterò di farla per dare la possibilità ai ragazzi siciliani, soprattutto ai ragazzi catanesi e ai ragazzi siciliani, di portare questa esperienza che io ho fatto quest'estate come istruttore nella Roma, e vi posso dire che è un'esperienza bellissima soprattutto per i ragazzi. Essere allenati da responsabili anche della prima squadra della Roma è qualcosa di bello. Speriamo di poterlo portare qua in Sicilia, ci sto provando in tutti i modi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, give me more. 1, 2, 3, 4, give me some more. Three, four. 1, 2, 3.
Eccoci rientrati in studio, il primo piano dedicato al Pandoro e anche a tutta la redazione al completo di Penalty. Antonio, la nostra penaltina on the road che oggi ha debuttato, ovvero la nostra carinissima, proprio carinissima e splendida penaltina che insomma ci sta sorprendendo sempre di più. Bravissima Lorena. Poi abbiamo la nostra Giulia, la nostra Federica, lì nascosto non so mai perché dietro Carmelo Puglisi, abbiamo il nostro commentatore della promozione Ciccio Rametta, abbiamo il commentatore del calcio a 5 ovvero Alessio e soprattutto messo dietro colui che ha inventato tutto questo, il nostro scenografo. Viene un po' più avanti Salvo Campo, passate un attimo il microfono a Salvo Campo perché io voglio subito una battuta da Salvo. Ciao Salvo. Sei stato ospite proprio in apertura della nostra puntata e vogliamo fare un augurio chiaramente a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo poi egoisti, facciamoci gli auguri intanto. Questo noi, è importante, poi li certo. facciamo a tutti gli altri. Chiaro, certo. No, Parla più vicino al microfono. Sì, scherzo a parte, facciamo gli auguri un po' a tutti quelli che ci seguono, ovviamente a noi certo. che siamo qui. E tutti quelli che amano il calcio giovanile e dilettantistico. Sì. In una maniera totalmente lasciamo diversa. stare quello serio, il calcio. A tutti i ragazzini soprattutto, abbiamo visto le immagini poco fa che dove c'era Lorena, fanno sempre piacere. Che è sempre bello vedere come loro vivono amano lo sport e come lo vivono. È vero, è vero, è vero. Bene, grazie Salvo Campo. Grazie a voi. Abbiamo qui Ciccio Rametta, vuoi salutare tutta Augusta che so che ti segue in massa. Un augurio di Natale anche a tutti quelli di Augusta. Sì, un augurio di Natale vicino a tutti. Vicino al microfono. E un augurio di buon Natale, felice anno nuovo, soprattutto a chi porta avanti nella maniera più genuina lo sport più bello del mondo. Benissimo. Volevo fare solo un augurio anche alle mogli, le fidanzate, certo. Che ogni domenica, io so cosa significa, salutano i loro compagni che vanno a giocare nei campacci di periferia. E ce ne sono tanti. Tante. Carmelo Puglisi, allora Carmelo. Anch'io volevo augurare... spazio, facciamo vedere Carmelo, ecco Carmelo. Anch'io volevo augurare un sereno Natale a tutti i nostri telespettatori e un felice 2014, in particolare Ettore a tutti gli appassionati di calcio, perché nonostante gli scandali, le difficoltà, le tante cose che non funzionano, riescono ad ancora appassionarsi a questo straordinario e bellissimo sport. È vero. Antonio Borgi, il commentatore ufficiale della prima categoria. Antonio, l'augurio di Natale ai nostri telespettatori. Io di un sereno Natale, ma soprattutto di divertirsi, perché spesso quando si parla di calcio il pallone è questo, è divertimento, quindi non c'è nient'altro da fare, non c'è classifica, non ci sono soldi da uscire, non c'è niente, solamente un vero divertirsi. Spirito, non dico amatoriale, ma assolutamente senza pensieri, senza stress. Lorena, il tuo debutto oggi è stato seguito da tantissima gente, siamo contenti, sei andata a trovare la Jeunesse e quando si vanno a trovare i bambini che giocano è un'emozione. È bellissimo. Un augurio? Sì, io volevo fare un augurio generale insieme alle penaltine e vi auguriamo tanti auguri di buone feste. Auguri a tutti. Una battuta anche con Federica. Il tuo debutto è stato visto da molte persone, sì, soprattutto in famiglia. E quindi auguro buon Natale a tutti, soprattutto alla mia famiglia e ai miei parenti. Saluti anche tu la tua famiglia, Giulia? Sì, anche io faccio gli auguri a tutti e in particolare alla mia famiglia che mi segue sempre in tutto. Benissimo. Grazie. Passiamo il microfono invece al debuttante Alessio. Alessio, stringiamo un pochettino. Alessio, a chi vuoi fare tu gli auguri? Io voglio fare gli auguri a tutto il mondo del calcio a 5 con la speranza che si possa sempre crescere sempre di più. Benissimo, siamo contenti perché questa finestra sul calcio a 5 è piaciuta a tanti e siamo sicuri che con il proseguo possiamo diventare anche per il calcio a 5 un bel riferimento sportivo. Siete pronti con il bicchiere? Perché tra poco... Sì. Soprattutto auguri a te, Ettore. Ah sì, auguri anche a me. Io il mio augurio chiaramente lo rivolgo a tutti coloro che seguono la nostra trasmissione puntualmente ogni domenica a partire dalle 19:30. Auguro anche uno splendido e fantastico Capodanno. Voglio ricordare che noi di Penalty ritorneremo comunque domenica prossima, domenica 29, e sarà una puntata assolutamente speciale perché parleremo del torneo Natale 2013 con tutti i bambini che andranno a vivere questa bella esperienza appunto il 26, 27, 28 e 29 di dicembre in quelli Torre del Grifo e Mascalucia. Allora stappiamo la bottiglia, vediamo un pochettino, facciamo il botto, porta bene? Benissimo, porta bene. Auguri di buon Natale, ci vedremo giorno 29, auguri! Jingle bell,
bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's a jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh.